Queste è la parole che è stata dita a Geremia sul conto di tutti i giudeos, che erano stati tettiere dall'Egitto, che erano stati in Mingol, in Tafni, in Menfi e tettiere di Patros. Il Signor deschiris, Dio di Israele, al dice così: Voatris oveis veduto tutte le disgrazie che io ho fatte plombare quinti di Gerusalemme e quinti di tutte le città di Giude. Ve, loro vuea sono una rovina e non de più in sta. Per colpe de tristerie, che han vude di tirarmi a simen, l'anto offrincense e servint atris dius, che noi uvemin cognoscius né lor, né voatris, né vuestris vons. Con tutto aquel, io os avevi mandas tutti i miei fameis, i profetis, con tutto il cure di un continuo, disin, non stai a fa queste sporcaries che io non pues glotile. Ma lor non han ascoltato né tindu de laurele, in mood di abbandonare la lor tristerie, non offrin plui incensa atris dius. Allora, la me rabbia e la me ire son stranfadi e si sono infogati quintri de città di Giude e des contradi di Gerusalemme, che sono diventati rovine e desolazione, come in di voi. Ma il Signor, Dio di Schiris, Dio di Israele, cumò al dis così. Perché voleis fa un gran mal quintri di voatris, fasinsi svinedri de tiere di Giude, oms, femines e frus di tete, di mut che non sedi la sad nanti un rest. Perché misticiais con lis voris des vuestris mans, uffrint incensa atris dius te tiere dall'Egitto, la covignisa sistemasi, per svinedrisi di bessoie, per diventare una maledizione e una vergogna fra tutti gli giernassis dal mondo. Veso dismenteat, lis tristeris dai vuestris vons, lis tristeris dai res di Giude, e lis tristeris de lor feminis, lis vuestris tristeris, e lis tristeris des vuestres femines, che son stadis combinadis te tiere di Giude e per contradis di Gerusalemme. Finta voi, non si son pintus, e nanchio non vude teme, e non son lassas in devan cu la melec, cui miei comandaments, che io ho immetus devan di lor, e devan dai lor vons. Per la qual il Signor deschiris, Dio di Israele, al dis così: Vecchi cosoi, ho ammettuto la me muse quinti drivuatris, per vueste disgrazie e per svinidri du Giude. O tiolerai il res di Giude, che han destinato di entrare te tiere dall'Egitto, per sistemasti ventin giù, e a saran consumas duc te tiere dall'Egitto, a colaran di spade, a saran consumas de fan, dal piccolo al grande. A muraran di spade e di fan e a diventeran una desolazione, una maledizione e una vergogna. O chiastiarai tutte la inte tiere dal git, come quai chiastiade a Gerusalemme con la spade, con la fan e con la peste. E nessun non le scapolerà e non resterà nessun dal res di Giude venuto a sistemarsi colì, te tiere dall'Egitto, che arrivi a tornare te tiere di Giude, la che loro abbramin di tornare con tutto il cor per vivi lì. Propit, non tornerà, fur di qualchidun che le scapolarà. Allora tutti gli oms, che savevin che le loro femmini surufrivin incensa a tres dius, e tutti le femmini che erano lì te grandi assemblee, e tutto il popolo che era stato tiere dall'Egitto in Patros, rispindaran a Geremia disin: Sul conto, de parole che tu non sas dite a non dal Signor, non ti ascoltin gran. Propit, no o volin fa dut, ce che l'è saltat fur de nostre bocche, uffrint incensa alla regina dal cil e strucciant parieli bagions, come covin fan no e i nostri svons, i nostri res e i nostri principes, te città di Giude e pes contradis di Gerusalemme. Così si passarin di pan e osarin contents e non viodarin plui disgrassis. Di fatto, di quanto ovin lassato di uffrincensa alla regina dal cile e distrucciai li bagions, o sin restas furnis di dut, e o sin stas finis con la spada e con la fan. Adisaran lis feminis, e se no, uffrin incensa alla regina dal cil, e struccin li bagions, es al forsi disquindon dai nostri oms, che noi fasin fuiacis con la somuse, e struccin anche li bagions? Allora Geremia rispondè così a tutto il popolo, agli oms e alle feminis e a tutte le in che aveva fevelati in che maniere. Noi al forsi l'incens che voatris ovei soffrite città di Giude e per contradis Gerusalemme,
Voatris e vostri svons, i vostri res e i vostri principi, e tutto il popolo de terre c'è che riguarda il Signore e che torna sempre in cur. Il Signore non l'ha potuto più sopportare per colpa delle iniquità dei vostri svoris, per colpa delle porcaries che veis fatis. Perché la vostra terra è diventata una rovina, una desolazione, una maledizione, senza nessuna sta come di voi. Perché voatris avete soffrito incens, e perché avete peccato contro dal Signore, e non avete ascoltato la voce del Signore, e non siete lassi in davanti, se la solecce, se onti sei comandamenti e sei ordini, perché us è plombata intorno queste disgrazie, come di voi. Geremia rispondente in modo tutto il popolo, sorredutta alle femmine. Ascolte la parola del Signore, popolo tutto di Giude, che tu sei terra dall'Egitto. Il Signore dei schiri, Dio di Israele, al discussi, voatris e le vostre femmine, lo veis proferito con la vostra bocca, e lo veis mettuto in vore con le vostre mans disin. Anin in devant, cui vos cuvin in prometos, di offrir incenso alla regina del cielo e distruggiai li bagions. So seis contents, mantignit anche i vostri vos, e so seis contents, faseit anche le vostre libagions. Ascoltate in stes, però, la parola del Signore, voatris di Giude, cui viveste terra dall'Egitto. Vecchi cosoi, o hai giurato per il mio non grande, alla dita il Signore. In tutta la terra dall'Egitto, il mio non sarà più clamato de bocche di nessun uomo di Giude, caldisi, pevite dal Signore Dio. Vecchi cosoi, io sto tenendo i voli per disgrazie e non per ben, e tutti gli uomini di Giude, che sono terra dall'Egitto, saranno fruciati con la spada e con la fan, finché non resta un. Però, che arriveranno a stiampare spade, attorneranno de terra dall'Egitto e terra di Giude, un'evore pos. Così tutto il resto di Giude, venuto terra dall'Egitto, per sistemarsi al savarà, c'è paraule che diventerà se la me o la loro. Chest alle parvuatris il segnal, sentenze del Signore, che io o sto per chiastiaus in che sluc, per cosa veis, che par da bon, lis mes paraulis diventeranno quintre di vuatris, per vostre disgrazie. Il Signore al discussi, vecchi cosoi, o sto per consegnare farà un cofre, re dall'Egitto, tes grifis dei miei nemici, dei suoi nemici, e tes grifis di che casmitin alla sua vita, come che consegnasse Decie, re di Giude, a Nabucodonosor, re di Babilonia, suo nemico, casmitiave alla sua vita.